qualificazione che ha il sapore dell'impresa, una vittoria che scrive il nome del Benetton nella storia del rugby italiano, prima squadra a conquistare la qualificazione ai play-off della Guinness Pro 14 da quando, era la stagione 2010-2011, la Palla Ovale di casa nostra partecipa al torneo. Non è stato dunque necessario attendere il risultato del derby di Glasgow. Davanti agli occhi di Luciano Benetton, sugli spalti dello stadio di Parma, i leoni biancoverdi hanno sconfitto per 25-11 le Zebre Rugby Club. Regular season archiviata, anche se non è stato semplice. A Parma i padroni di casa hanno venduto cara la pelle, disputando un avvio di match punto su punto. La lungo a fine primo tempo, con il 12-6 per gli ospiti. Dopo l'intervallo la superiorità di Treviso cresce pian piano fino al trionfo finale e all'entusiasmo in campo e sulle tribune. Una squadra come Zebre lottano sempre fino alla fine, quindi siamo contenti. Entusiasmo che contagia tutti, anche il sindaco Mario Conte è arrivato da Treviso per assistere al match. Gioia incontenibile in spogliatoio, con il pensiero che va già alla prossima sfida, fissata per il 4 maggio contro il Munster al Thomond Park di Limerick, con il sogno di essere tra le due sfidanti alla finale del 25 maggio al Celtic Park di Glasgow.